Tutto pronto per il fischio d'inizio, si sistemano anche in panchina i giocatori con le varie pettorine, arancio, le pettorine della Kame, color fucsia acceso, quelle dei giocatori dell'Acqua e Sapone Unigros. Acqua e Sapone che in questo momento ha 38 punti in classifica con 15 partite giocate, Kame Dosson che ne ha 29 anche con 15 partite giocate, quindi entrambe dovranno recuperare una partita nelle prossime settimane per tornare al pari delle altre dopo 16 partite. Questa è la 17ª giornata dall'inizio della regular season. Al secondo posto ovviamente c'è l'Ital Service Pesaro con 34 punti in 16 partite. Cominciata la partitissima del Palarigopiano, subito possesso dell'Acqua e Sapone Unigros. Murilo Ferreira difende questo pallone dall'attacco di Schiocchet e di Grippi nel quintetto iniziale della Kame Dosson, quindi l'ex Schiocchet, Tiago Grippi e Spindola, Giapa Vieira, il capocannoniere del campionato di Serie A. Attenti qui a Lucayan, sinistro al volo altissimo. E abbiamo detto Pietrangelo tra i pali. Giapa Vieira che sta segnando ovviamente valanghe di gol in questa prima fase della stagione. Sono già 25 nelle 15 partite giocate dal pivot. Attenti qui a Espindola, tampona tutto Lucayan. 25 gol in 15 partite. Giapa Vieira che sarà ovviamente un altro protagonista della nazionale italiana nelle prossime 2 settimane insieme ai giocatori dell'Acqua e Sapone Unigros e a Lorenzo Pietrangelo. Ora possesso per la squadra veneta, Espindola, la palla che rimbalza addosso al numero 28 italo-brasiliano della Kame, rimessa laterale per l'Acqua e Sapone, riparte Capitan Murilo con calma a far girare il pallone da una corsia all'altra. Ora Coco Wellington, parte Fusari sulla sinistra, esce Pietrangelo a valanga. I due, oltre ad aver giocato insieme a Dosson già 2 anni fa, sono anche amici fuori dal campo. Coco Wellington, lato destro del campo. Schiocchet non allarga le gambe, il pallone non filtra. Ancora una rimessa per l'Acqua e Sapone Unigros. Tra l'altro, andando a leggere ancora le curiosità di questa partita, oggi gioca tra i pali Fior che è veneto, mentre invece nella Kame Dosson, la squadra veneta, il portiere Pietrangelo che è pescarese, quindi uno strano incrocio di destini per questi due giovani portieri. Sono il futuro del futsal italiano per quanto riguarda il loro ruolo sicuramente. Attenzione ancora al possesso prolungato della Kame. Giapa va in verticale per Espindola, Lucayan entra per prendere il pallone ad Espindola, commette fallo, è il primo fallo della partita dopo 1 minuto e 38. Primo fallo dell'Acqua e Sapone, da posizione interessante per la Kame. Allora cambia qualcosa Silvio Rocha, entra col numero 7 Denner, 24 anni, pivot mancino del 96, arrivato dalla Anni Nuovi Ciampino. Una lunga esperienza per lui tra Cisternino, Latina e appunto la formazione romana. Prende una lunga rincorsa proprio sul sinistro, Nenner guarda la porta, sembra voler calciare. Fior piazza un solo uomo in barriera probabilmente, sì, ed è Fusari. Murillo e Lucayan aiutano il portiere a coprire la porta, Denner calcia e Fior con i piedi, attento, prontissimo sulla prima sollecitazione della serata del numero 7 della Kame, Mateus Denner. Qui poi e Grippi al volo col destro. Subito personalità della Kame Dosson in questi primi 2 minuti di gioco. Ancora il sinistro di Denner con una rincorsa corta, palla che tocca all'esterno della rete ma nulla di fatto. Allora Denner può tornare in panchina e torna Espindola col numero 28, fratello del portiere ex Asti che adesso difende i pali del Poso Mursia.
del mister Giustozzi nella Liga spagnola. Schiocchetto, palla in avanti per Grippi, Grippi la ritorna di nuovo indietro dal compagno, Pietrangelo stava toccando con le mani, invece Schiocchetto vuole fare tutto da solo. Qui la Kame si complica un po' la vita e regala una nella propria metà campo all'Acqua e Sapori Unigros. Sul pallone Fusari, Lucayan al centro dell'area, continua il suo duello con Espindola. Questa sera è rientrato nei 14 di Scarpitti Calderolli, smaltito il suo problema, lieve problema all'adduttore che l'ha tenuto fuori contro il CMB. C'è ovviamente Trentin a completare la batteria degli italo-brasiliani, il numero 94, che ha debuttato con l'Acqua e Sapone e debutto assoluto nel campionato di Serie A italiana proprio una settimana fa contro il CMB. Una buona prova per l'ex del Foz Cataratas, un laterale pivot forte fisicamente e molto interessante, lo vedremo nei prossimi minuti sicuramente. Qui Lucayan di prima per Fusari, Fusari prova a fare tutto da solo e Spindola ha intuito, gli sporca il pallone, Pietrangelo se lo riprende, la Kame ricomincia. Qui il pressing di Lucayan, che pasticcio di Espindola, Lucayan gli piomba addosso come un falco. 2 minuti e 41, 2 minuti e 41, vantaggio dell'Acqua e Sapone con Lucayan Battista, la bestia sempre in agguato, sempre pronta a colpire. Cincischiano troppo davanti alla propria porta i giocatori della Kame, questo possesso palla un po' lento, Lucayan capisce tutto e anticipa. Qui Fior, disturbato da Giappa, si sblocca subito la partita. Qui Coco, grande suolata per Murillo, Murillo trattenuto un po' da Espindola, riesce comunque a calciare col mancino. Testa la reattività di Pietrangelo, che è stato colto di sorpresa prima dalla pressione di Lucayan su Espindola, che ha causato il gol. Qui ancora Murillo, ma c'è un fallo, probabilmente sì, di Fusari, un blocco di Fusari visto dagli arbitri. Secondo fallo dell'Acqua e Sapone, che conduce per 1-0 qui al Pala Rigopiano contro la Kame Dosson. Ancora una rimessa dal fondo che potrà sfruttare Espindola. Vedete che rimette in gioco il pallone cercando Giappa, marcato stretto da Murillo. Questa volta il fallo laterale è della Kame. Grippi e Schiocchet controllano il pallone lato sinistro del campo. Fusari occhi negli occhi con Grippi, recupera il pallone Fusari, poi lo butta in fallo laterale all'altezza della metà campo e lascia il posto sul parquet a Fabrizio Calderolli, che oggi festeggia il proprio compleanno, classe 1986, 35 anni per Fabrizio Calderolli, uno dei giocatori più titolati ed importanti dell'intero panorama del futsal italiano degli ultimi, sicuramente degli ultimi 10 anni. Fatto la storia dell'Acqua e Sapori Unigros, alzando titoli su titoli per la società del presidente Barbarossa. Murillo Schiocchet all'indietro per Espindola, calcia addosso a Ghi, numero 11, tornato in campo il pivot che gioca la sua sfida nel ruolo con il collega Giappa Vieira, sicuramente spettatore molto interessato di questa partita per capire la condizione di diversi giocatori che arriveranno in ritiro nelle prossime ore nella nazionale, il CT dell'Italia, Massimiliano Bellarte. Qui Espindola, la palla in fallo laterale, non trova nessun compagno, è entrato tra l'altro anche Misael Gonzalez, numero 20 per la squadra di Scarpitti. Qui Ghi, buono anticipo su Espindola, riparte da Calderolli, Calderolli fa girare il pallone per Murillo, palla centrale per Misael, il piatto sinistro
cui manca sia forza che precisione. Allora dentro il capitano della Kame Dosson, Belsito, giocatore argentino, numero 2. Ancora un palla recuperata da Calderolli, ma il passaggio non va a buon fine, si ribalta subito il fronte. Tiro di Belsito sporcato da Calderolli, rimessa dall'angolo per la Kame, andrà a batterla Murilo Schiocchet, numero 21, classe 1993, abbiamo detto. Palla all'indietro per Grippi, il destro di Grippi, poi arriva Fior che si prende il pallone tra le braccia, fa ripartire l'acqua e sapone. Misael, controllo faticoso di Misael, allora va a recuperare il pallone Rafinha, numero 27, ha appena preso il posto di Capitan Murillo. Misael che salta a Belsito, il raddoppio di Schiocchet, recupera il pallone la Kame e lo recupera nuovamente l'acqua e sapone. Di nuovo Misael sulla banda destra, pallone toccato da Grippi, rimessa per la squadra di Scarpitti. Calderolli, se ne va Calderolli, lo vede Rafinha, Pietrangelo anticipa tutti di testa. Entrato anche Gabriele Ugherani nella Kame, un altro prodotto italiano DOC del campionato di Serie A, giocatore fa parte del giro della nazionale e che si sta affermando settimana dopo settimana. Tiago Grippi, Belsito, chiude tutto Calderolli, la Kame deve arretrare il proprio raggio d'azione. C'è anche col numero 10 Juan Fran, 21 anni, arrivato alla Kame. Attenti alla pressione di Ghi proprio su Juan Fran, poi Pietrangelo. Dicevamo di Juan Fran, arrivato alla Kame dal Barcellona, dalla seconda squadra del Barcellona Futsal. Qui Ugherani col destro, alto. Si ricomincia da Rafinha e poi da Misael che di nuovo salta un avversario, poi però non arriva a servire Ghi, fa ripartire la Kame. Qui c'è una parata pazzesca, doppia parata pazzesca di Alessandro Fior su Grippi. Da una palla persa male da Misael, Belsito ha servito subito Grippi al centro dell'area. Riflesso pazzesco di Fior che poi sulla ribattuta è ancora reattivo, rimane in piedi, si salva l'acqua e sapone grazie al suo giovane portiere. Di nuovo una parata di Fior sul tiro di punta di Juan Fran. Alessandro Fior, classe 2001. Attacca ora la Kame per cercare il pareggio, la palla rimane nell'area, poi Calderolli sbroglia tutto con esperienza e senso pratico. Palla buttata lontano dalla propria porta, alleggerisce il carico nella propria area l'acqua e sapone Unigros. La Kame ricomincia, guadagna ancora una rimessa. Sono passati 6 minuti e 10 secondi da questo primo tempo. Qui la pressione di Ghi, il sito lo supera, ancora la Kame in possesso palla. Ugherani carica il destro, viene ribattuto ma il possesso è ancora dei veneti. Ancora con Belsito, il sinistro che filtra, sul primo palo c'è Fior che riparte da Rafinha, poi da Calderolli, si distende ora sul parquet l'acqua e sapone Unigros, prova a ritrovare profondità. Ghi difende il pallone, fa ricominciare Rafinha, poi Calderolli, poi Misael sul lato destro, di nuovo Misael che tenta l'1 contro Belsito, invece no, converge sul piede buono per calciare in porta ma non trova lo specchio. Juan Fran torna indietro da Belsito, preferisce appoggiarsi all'esperienza del capitano, poi ancora Schiocchet. Ora l'acqua e sapone sta venendo a pressare i veneti nella propria metà campo, vedete quando lo fa concede sempre qualche corridoio libero alla Kame. Questa volta è uscito con grande tempismo Alessandro Fior. C'è time out chiesto dalla Kame Dosson.
Terminato il time out chiesto da Silvio Rocia, si sta per riprendere con una rimessa laterale. Forse il time out, scusate, è stato chiesto da Scarpitti perché il possesso palla effettivamente era dell'Acqua e Saporoni Grossi. Scuso per questa imprecisione. Qui Fior lungo con i piedi, sparacchia sul fondo del Palarigopiano. Ricomincerà il possesso della Kame con Pietrangelo. Eccolo qui con le mani centrale per Juanfran che si appoggia subito a Ugherani, poi Schiocchette, appoggia Belsito, va in profondità. Juanfran, scontro con Calderolli. Juanfran riesce a calciare al volo col destro, trova la coordinazione impressionante. Di nuovo costringe Fior ad un intervento provvidenziale perché questo tiro arriva all'improvviso. Ora Belsito al centro dell'area, Schiocchette marcato da Rafinha, fa ripartire Pietrangelo, conserva il possesso del pallone la Kame. Sono passati 7 minuti e 45 secondi di questo primo tempo, siamo ancora nel primo quarto della partita. 1-0 per l'Acqua e Saporoni Gross con il gol di Luca Jan che con la marcatura attuale sale a quota 16 in classifica marcatori. È entrato intanto anche sul parquet Rodrigo Trentin, primo spezzone di gara per lui, e guadagna una punizione molto interessante al limite dell'area, da zona pericolosissima. Subito positivo l'impatto sulla partita di Trentin, la sua potenza fisica. Belsito lo deve trattenere per evitare che si possa girare e calciare in porta. L'arbitro vede bene, quindi 8 minuti e 3 secondi, primo fallo della Kame Dawson. Al limite dell'area c'è Calderolli, Coco Wellington ha preso la rincorsa, c'è anche Murillo, quindi due mancini pronti eventualmente a calciare verso la porta di Pietrangelo. C'è Luca Jan che si è messo sul secondo palo, vedete, come un felino. Calderolli cerca direttamente la porta, trova una ribattuta e allora l'Acqua Saporoni Gross deve ricominciare dall'angolo. Coco Wellington, Murillo, palla profonda per Calderolli che voleva festeggiare il compleanno con il gol dell'anno. Pallone colpito solo in parte dal numero 9 dell'Acqua e Saporoni Gross. Ripetiamo, oggi spegne la 35esima candelina. Di nuovo in campo Trentin, controllo del pallone, pressato da Juanfran, possesso ora della Kame. Ugherani, bravo Rafinha con grande esperienza, gli sradica il pallone dai piedi. L'Acqua e Sapone riparte con Coco, Calderolli, Rafinha, scambi rapidi. Qui Rafinha va a guadagnare una rimessa laterale con grande intelligenza davanti alla panchina della Kame. Pallone che sembrava morto, accelerato Rafinha, ci ha messo il fisico. Possesso dell'Acqua e Sapone allora, ancora con Trentin. Qui Coco, passaggio pericoloso per Trentin. Denner capisce tutto, recupera questo pallone, poi appoggia su Juanfran e ricomincia la manovra della Kame. La partita è equilibratissima, giocata veramente sul dettaglio. Molti duelli qui, vedete, fisici, uno contro uno. C'è il fallo di Coco Wellington al limite dell'area su Grippi. Ora il time out lo ha chiamato veramente Silvio Rocia, quindi si esauriscono i time out dopo 9 minuti e 16 secondi per entrambi i tecnici. Brevissima pausa. Terminato il time out, indicazioni di Silvio Rocia per approfittare al massimo di questa punizione
interessante al limite dell'area dell'Acqua e Sapone Unigross. Vedete le maglie bianche della Kame. Denner che si piazza angolatissimo quasi sulla linea di fondo, Grippi e Schiocchet sul pallone, Vieira sul palo, a 2 passi dal portiere Fior che sta sistemando Coco a protezione di un palo, Murillo a protezione dell'altro, e poi si mette invece fuori dalla linea con Calderolli. Rafinha che guarda Denner col terzo occhio, ma c'è un varco che Grippi non si lascia scappare. Pareggio della Kame Dosson dopo 9 minuti e 17. 9 minuti e 17, pareggio della Kame su calcio di punizione. 9 minuti e 17 del primo tempo, si riequilibra il match qui al Palarigopiano. Punizione di Tiago Grippi, tanti qui alla traversa della Kame, di nuovo con uno scatenato Grippi che oggi con il gol attuale tocca la doppia cifra in classifica marcatori. Aveva segnato 9 gol fino a pochi minuti fa. Ora qui Denner col sinistro di potenza trova la schiena di un giocatore nerazzurro, di nuovo angolo, sta premendo forte ora la Kame. Abbiamo detto Grippi che sale a 10 reti stagionali con il gol segnato pochi istanti fa. Murillo all'indietro per Espindola, di potenza Espindola, Fior ribatte a pochi centimetri e trova di nuovo Tiago Grippi, l'ha ribaltata la Kame. Grippi quindi 11° gol. 11° gol per Tiago Grippi, 9 minuti e 36, pochi secondi per ribaltarla. Doppietta di Tiago Grippi in serata di grazia. C'è il secondo fallo della Kame di nuovo su Trentin. Sembrano avere problemi a marcare il numero 94 dell'Acqua e Sapone i giocatori di Rocia. Farebbe sicuramente ora bene Scarpitti a puntare forte, giocatore che ha sicuramente grande voglia di farsi vedere e approfittare anche della brillantezza. Non ha giocato tante partite come i compagni, ha grande volontà di integrarsi nel campionato e nel roster nerazzurro, quindi il suo entusiasmo, il fatto che non è conosciutissimo dagli avversari può essere un vantaggio. Qui Lucayan, che botta di Lucayan! Pietrangelo, una bellissima parata di Pietrangelo con le mani alza sopra la traversa. L'Acqua e Sapone che adesso deve cercare il pari. La partita di andata, tra l'altro attenti qui, di nuovo una palla all'indietro per Lucayan che aveva segnato, ma c'è un fischio dell'arbitro. C'è un fischio degli arbitri, quindi è il quarto fallo. È il quarto fallo dell'Acqua e Sapone, quindi c'è stato un blocco sicuramente fischiato. Invece Lucayan aveva trovato il gol sulla ripartenza. Tutti fermi i giocatori dell'Acqua e Sapone. Salta altissimo e segna un gol di testa. La Kame non è normale o abituale vedere gol segnati di testa in stile campo di calcio, ma Denner lo ha fatto, quindi 1-3, 9 minuti e 42 secondi se non andiamo errati. Altro gol della Kame, quei Fusari che va giù, Murillo quindi ribaltata ampiamente la situazione. 1-3 per la Kame Dosson al Palarigopiano. C'è anche cambio fallo, la squadra di Scarpitti in un momento di palese confusione dopo il 2-1 della Kame. Tutti fermi sul gol di Denner di testa per protestare sul gol annullato in precedenza a Lucayan. Ora un cambio fallo, tutte cose che non sono abituali per la prima della classe. Situazione falli, 4-2 tra l'altro per la squadra di Scarpitti a 9 minuti e 45 dalla fine del primo tempo. Sono
anche tanti probabilmente. C'è il rischio di andare al pericolo del quinto fallo ormai imminente. Bisogna gestire la partita con maggiore calma, sicuramente. La calma che invece ci sta mettendo la Kame, che sul calcio di punizione un po' anche regalato dall'Acqua e Sapone ha prima pareggiato e poi trovato la forza di ribaltare la partita. Qui Lucajan si libera di un avversario, anche di Pietrangelo, e poi calcia sull'esterno della rete, chiede anche un fallo cumulativo Lucajan, disturbato dai giocatori veneti. Qui Giapa e Spindola, torna ad attaccare la Kame, guadagna questa rimessa da buona posizione. Lucajan sta ancora protestando, ha cambiato arbitro, ma chiede ancora giustizia per l'azione precedente. Nove minuti e 2 secondi alla fine del primo tempo. Acqua e Sapone 1, Kame Dosson 3. Coco che recupera questo pallone. Lucajan in mezzo a una rete di maglie bianche, non riesce a controllare, a gestire la palla. Ancora Grippi che invece supera due avversari, serve Giapa e poi Fior sui piedi del capocannoniere del campionato. Si prende il pallone, fa ripartire i suoi. Momento di personalità, ce lo mette un 2001 in mezzo al campo. Bravo Fior, senza paura sui piedi del bomber più prolifico della Serie A fino a questo momento. Giapa, Vieira, Fusari, Coco. Ancora un pallone sporcato dalla Kame. Murillo con esperienza guadagna la rimessa laterale, fa posizionare i compagni. 8 minuti e 24 all'intervallo. Una partita che era cominciata nel verso giusto e si è improvvisamente complicata per la squadra di Scarpitti. Qui la palla profonda di Murillo che non trova compagni, quindi la rimessa è di nuovo per la Kame. Silvio Rocia che muove tutta la panchina, roster profondo con 9 giocatori di movimento a disposizione. Qui Murillo che va giù e Spindola recupera il pallone. Ancora un'azione pericolosa, c'è il cucchiaio di Grippi che tocca la traversa lievemente ed esce fuori. Poi il rinvio lungo di Fior con le mani, buono per Lucajan che va giù, disturbato da Espindola. Terzo fallo della Kame, 4-3. Ancora una punizione interessante per l'Acqua e Sapone Unigros che ora rimette sul parquet il mancino di Misael. Coco sul pallone, ecco proprio Misael, il sinistro di Misael di nuovo molto male. Abbondantemente alto il tiro di Misael, giocatore che non sta ancora ingranando ai livelli dell'Acqua e Sapone. Qui Schiocchetti si ritrova un pallone buono sul sinistro, viene ribattuto fuori, rimessa per la Kame. 7:53 all'intervallo, con la battuta di Schiocchetta all'indietro per Belsito, poi lo spagnolo Juan Fran amministra il pallone sul pressing di Misael. Belsito butta il pallone in tribuna, guadagna metri l'Acqua e Sapone Unigros che deve accorciare. Tra l'altro stiamo vedendo praticamente, non abbiamo ancora visto in realtà in partita il grande ex dalla parte della Kame, ovvero Edgar Bertoni. Murillo, Lucajan, ancora un duello perso da Lucajan che poi ha la tentazione di entrare su Juan Fran, non rischia. Murillo fa un numero su Schiocchet, palla per Misael, il sinistro di Misael e poi la ribattuta di destro. Questo era
Un buon pallone per Misael per trovare il gol del 2-3. Grande giocata di Murillo che fa sparire il pallone, lo fa riapparire davanti alla porta di Pietrangelo. Buono per Misael. Ancora Giapa. Schiocchetto, Juanfran, attenti all'inserimento centrale di Giapa. Sbuca davanti a Fior, per fortuna calcia alto, per fortuna di Fior ovviamente e non di Silvio Rocha, che però continua serafico a guardare la partita dalla sua panchina. Torna in campo Ghi, va a sbattere di nuovo contro Belsito, concede una grande palla alla Kame. Il tiro di Belsito che scheggia il palo probabilmente, abbiamo sentito il rumore del legno. Palo esterno della Kame. L'Acqua e Sapone perde palloni in uscita davvero sanguinosi. Sta concedendo tantissimo alla squadra veneta proprio su errori di questo tipo. Ancora Ghi prova a fare tutto da solo col destro da distanza siderale, cioè comunque un tocco della Kame, quindi c'è angolo, lo va a battere Calderolli. Lungo all'indietro per Rafinha, disturbato da Schiocchet. Rafinha non se la sente di allungare la gamba. Un'altra occasione sciupata dall'Acqua e Sapone. Ricomincia di nuovo il capitano della Kame, Belsito, l'ex Schiocchet con Juanfran. Rafa contro Giapa Vieira, i due hanno giocato insieme nel Real Rieti. Di nuovo il possesso di Misael, centrale per Calderolli, deve ricominciare però da Rafinha perché il pallone non è pulitissimo. Ancora Ghi che si allontana troppo dalla porta, non riesce a servire un compagno, nemmeno a calciare. Allora Pietrangelo si prende il pallone e fa ripartire la Kame. 5 minuti e 40 all'intervallo. Acqua e Sapone che non sta trovando giocate pulite, giocate pericolose per la porta di Pietrangelo. Dopo il terzo gol della Kame c'è stato una sorta di blocco. Mantiene però il possesso e prova a costruire qualcosa la squadra di Scarpitti, ancora con Calderolli. Ghi che si accentra, cercava l'incrocio dei pali, il numero 11. Palla uscita davvero forse di un soffio, almeno questo è sembrato dalla nostra postazione. Ora Pietrangelo, Schiocchet verticale per Juanfran, bravo Fior di nuovo, fuori dall'area con i piedi. E adesso Silvio Rocha inserisce Grippi, portiere di movimento, una mossa a sorpresa. Vedete proprio Grippi che va a calciare, ci sarebbe il cambio del portiere, ma Fior non ha ancora rinviato e quindi non riesce a sfruttare questo piccolo vantaggio. Mossa a sorpresa di Silvio Rocha che gioca con il quinto di movimento nonostante sia in vantaggio per 3-1. Una fiammata in attacco, è arrivato proprio al tiro con Grippi. Ecco che ripropone la giocata la squadra veneta a 4:55 dall'intervallo. Vedremo adesso l'Acqua e Sapone difendere questa mossa. Belsito, Grippi, probabilmente una mossa, un portiere di movimento anche conservativo per avere più possesso palla e far scorrere velocemente i minuti. Qui la palla va sul fondo e allora torna Pietrangelo tra i pali. Portiere di movimento che ha due interpretazioni, spesso per attaccare e cercare il gol in svantaggio, ma anche per gestire il vantaggio, far avere la palla tra i piedi e far correre il cronometro. Qui Misael all'indietro per Rafinha, di nuovo scambio tra i due, Murillo, Schiocchet che calcia all'improvviso, un lunghissimo campanile, palla alta.
Riparte l'acqua Sapoloni Gross, di nuovo Misael che sbatte contro la testa di Murillo, dappertutto adesso il numero 21, figlio d'arte, qui il tiro di Ghi col destro, deviato, angolo, diciamo di Schiocchet, figlio d'arte perché il papà è stato anche CT della nazionale brasiliana. Serginho Schiocchet ora allena nella massima serie brasiliana il Marreco Futsal, una delle squadre più ambiziose della Liga brasiliana. Misael all'indietro, sbaglia tutto, Belsito riprende il pallone, Giapa riparte, in 3 della Came, Juanfran, salta netto Ghi, stava andando dritto in porta col numero 10, Juanfran. La Came che ha guadagnato questa rimessa fa tornare in campo di nuovo Grippi come portiere di movimento, 4 minuti e 03. E Belsito, vedete, non ha una grandissima fretta, vuole far venire a pressare i giocatori dell'Acqua e Sapone per guadagnare buchi in cui giocare la palla e far passare i secondi. Qui Rafinha, Calderolli e Rafinha scambiano male. Tanti passaggi fuori misura, un po' di frenesia adesso nell'Acqua e Sapone che ovviamente deve rimontare 2 gol, allo stesso tempo deve difendere il portiere di movimento deve affrontare delle nuove difficoltà in questo campionato e misurare anche la propria ambizione da questi momenti e da queste partite. Ghi controlla il pallone, prova a saltare Giapa ma non ci riesce, poi Belsito lo ferma Rafinha che lascia il campo, non ancora, forse lascerà il campo tra poco a Capitan Murillo. Il cambio viene fatto adesso, quindi torna Murillo a prendere posizione, a fare guardia, la guardia nella difesa nerazzurra. Tornato in campo anche Ugherani, qui un duello tra Ghi e Belsito. Ghi, la botta! Di nuovo Pietrangelo che si distende. Sta prendendo la mira Ghi con il passare dei minuti. 16 reti finora per il Toro. Da oggi non è più solo come miglior marcatore nerazzurro perché è stato raggiunto da Lucayan. Coco palla in mezzo per Murillo. Mucchio selvaggio, direbbero colleghi più famosi, e la palla viene salvata dalla Came che l'ha spazzata fuori dalla propria area. La rimessa ancora per l'Acqua e Sapone Unigross. Coco Wellington, Lucayan si gira bene su Juanfran. Pietrangelo va praticamente a raddoppiare, scivolando in ginocchio alle spalle del pivot. Palla in angolo, ancora all'indietro per Lucayan, male questa battuta di Calderolli. Lucayan non riesce a sfruttare il pallone, la Came riparte. Murillo, Giapa, duello tra 2 prossimi compagni di nazionale. E poi vedete, li cambia tutti praticamente Silvio Roce, 4 su 5, tornando a 2 minuti e 54 a giocarsela con Tiago Grippi, portiere di movimento, numero 20 in maglia verde. Pallone giocato lungo all'indietro per Belsito. La Came che si allunga sul parquet, vuole far uscire l'Acqua e Sapone in pressing, guadagnare spazio. Qui Calderolli aveva riconquistato il pallone ma nella direzione sbagliata purtroppo, ovvero all'indietro, e quindi il possesso è ancora della Came. Denan ha fatto uscire il pallone, sfilare il pallone in rimessa laterale. Di nuovo Grippi, profondo per Giapa contro Murillo. Murillo capisce tutto e guadagna il pallone. Poi c'è un fallo di mano. Fallo di mano di Dener. È il quarto fallo della Came Dosson. Ci sono proteste questa volta forti di Capitan Murillo e di Coco Wellington. Un fallo di mano che ovviamente da regolamento è cartellino giallo, ma la punizione è stata data, il cartellino no, non fa niente, si prosegue. La partita è comunque ancora piena di emozioni. 2 minuti e 26 all'intervallo. Avremo ancora molto da vedere sicuramente.
Lucayan, gran recupero su Espindola, Coco, Murillo, palla all'indietro per Rafinha, il destro di Rafinha molto lontano da essere considerato un tiro in porta. Di nuovo duello Giapa contro Rafinha. Juanfran, Schiocchetti pressato da Murillo, poi Pietrangelo, quando l'acqua e sapone riesce ad alzarsi in pressing poi spesso la Kame va in difficoltà. Il gol dell'acqua e sapone era nato anche da una situazione di questo tipo. Poi Coco, bene per Rafinha, gran palla per Murillo, peccato che sia uscita per il capitano troppo lunga. E per fortuna ovviamente della Kame che non sia potuto arrivare Murilo Ferreira. Di nuovo Pietrangelo con i piedi, questa volta cerca la precisione su Grippi, ma Rafinha capisce tutto. Lucayan ancora su Rafinha, controllo di Rafinha, palla sporcata in fallo laterale. Di nuovo possesso dell'acqua e sapone Unigross, la Kame che si difende. Coco qui salta tutti, ma non Juanfran, deve girare e tornare all'indietro. Poi Rafinha, di nuovo per Coco, velo per Murillo, Lucayan seguito a tutto campo da Thiago Grippi. Giocatore che migliora di anno in anno, così come la Kame, il suo intero progetto sportivo. Rafinha, questa volta la mira era leggermente più bassa, ma non tanto da trovare lo specchio della porta. Sta provando molto tirando da fuori l'acqua e sapone, ma senza trovare quasi mai lo specchio, purtroppo per Scarpitti. Ugherani, passaggio difficoltoso per Juanfran che però riesce a tenerla. Grande qualità tecnica di questo 21enne spagnolo che sta giocando come un veterano e che è anche uno dei segreti della squadra di Silvio Rocha. È arrivato un anno fa al secondo campionato in Italia, sembra diventato ormai un titolarissimo della Kame. Qui Coco, Rafinha, non passa neanche questa volta Rafinha. La Kame recupera con Grippi, ancora per Juanfran sul lato destro. Juanfran che cerca sempre di coordinarsi, questa volta anche lui deve buttare il pallone altissimo. Murillo, palla profonda per Lucayan, di nuovo disturbato da Espindola. Duello tra Murillo ed Espindola. Viene fischiato però il quinto fallo a Murilo Ferreira. Proteste vibranti dalla panchina dell'Acqua e Sapone Unigross che chiedeva il fallo di mano di Espindola, ma invece è stato fischiato a Murillo. Quindi il quinto fallo a 46 secondi dalla sirena sul 3-1 per la Kame. Silvio Rocha cambia portiere di movimento per chiudere il primo tempo. Entra Belsito con la maglia verde, esce Pietrangelo dai pali. Murillo contro Belsito, vedete che Belsito cerca il fallo ma in realtà lo subisce. Poi Schiocchetti non fa battere la punizione e prende un cartellino giallo e poi proteste accesissime della Kame. Vedete, ha cerchiato l'arbitro Brischetto di Acireale. E quinto fallo forse anche per la Kame probabilmente, però forse la mancata distanza non è fallo cumulativo, quindi non è quinto fallo della Kame, ma è ammonito Murillo Schiocchetti col numero 21. 19 minuti e 20 secondi del primo tempo, ammonito l'ex della partita Murillo Schiocchetti. Stavano calciando in porta ovviamente i giocatori dell'Acqua e Sapone Unigross e il portiere Pietrangelo non era tra i pali. Ammonizione tattica intelligente di Schiocchetti, Quighi che si sta incaponendo da diverso tempo a giocare un po' troppo in solitaria. E qui c'è ancora Murillo che va giù, recupera palla alla Kame, 3 contro 1, gran recupero di Coco. Murillo che stava protestando, chiedeva il quinto fallo, ma Coco fa una cosa straordinaria,
salvando i suoi a 22 secondi dall'intervallo. La partita accesissima, una tensione incredibile. Il livello è ovviamente quello che due squadre che lottano per vincere a fine stagione tutti i titoli disponibili possono mettere anche in una regular season. «22 secondi, di nuovo Kame col portiere di movimento, l'ultimo assalto del primo tempo. L'acqua e Sapone che con Fior qui che rischia grosso, ma esce bene in anticipo su Vieira, fuori dall'area di testa. Cose, segreti rubati al collega Mammarella. Qui Lucayan sporca il pallone, 10 secondi, Grippi fa uscire la palla sul fondo, fa tornare in campo Pietrangelo per chiudere questo gran primo tempo della Kame Dosson. Tanto di cappello a Silvio Rocha e la sua squadra, che dimostrano di valere non solo il terzo posto, ma un ruolo tra le grandi candidate a tutti gli obiettivi della Serie A. Fine primo tempo, Acqua e Sapone Unigross 1, Kame Dosson 3. Noi ci vediamo dopo l'intervallo. Partito il secondo tempo. Ugherani all'indietro per Belsito, Juan Fran e Grippi anche nel quintetto di Silvio Rocha. Quindi subito una rimessa in attacco per la Kame che aveva chiuso tra l'altro il primo tempo negli ultimi 5 minuti abbondanti, schierando spesso il portiere di movimento. Qui Juan Fran, ancora Fior, la rimessa, poi la palla ribattuta male sui piedi di Ugherani. ...17 secondi, subito Kame in attacco, qui la palla di Ugherani che taglia tutta la difesa, stava per sbucare sulla testa di Belsito, che tra l'altro è altissimo, quindi rischiava davvero di arrivarci. Calderolli ancora su Misal, poi cambio di lato su Rafinha. Controllo di Ghi, pressato da Ugherani, la suolata all'indietro per Calderolli, poi Ghi che va a tagliare verso la porta, ma l'Acqua e Sapone deve ricominciare. La Kame occupa bene il campo, Misael per Ghi che non riesce a girarsi, marcato stretto da Belsito, deve arretrare fino al centrocampo il pivot nerazzurro, ricominciare da Calderolli, poi Misael tenta di saltare Grippi, perde di nuovo palla, Grippi che arriva al tiro al limite dell'area. Pericolosi questi 1 contro 1 di Misael. La battuta all'indietro di Grippi per Belsito, di nuovo il brasiliano, qui Ugherani di testa, ha già segnato un gol di testa la Kame nel primo tempo, proprio il gol del 3-1 di Denner. Ora Calderolli amministra il pallone, numero 9 dell'Acqua e Sapone. Non sta festeggiando benissimo il proprio compleanno questa sera, almeno per quello che riguarda la partita fino ad ora. E ancora Grippi guadagna il pallone, ma nel contrasto è l'ultimo a toccare, quindi rimessa per l'Acqua e Sapone. Nel frattempo non si scalda ancora nessuno dalla panchina di Scarpitti. Rafinha, il pressing di Ugherani, Fior, Misael che rischia grosso, il pressing forte della Kame nella metà campo dell'Acqua e Sapone. Poi Ghi va a rubare palla su Grippi, salta anche Belsito, Ghi da posizione impossibile, diagonale di punta, sporcato in angolo, poi Misael col piatto a giro, la palla esce di poco, chiedono l'angolo i giocatori dell'Acqua e Sapone Unigross. Richiamato tra l'altro Pietrangelo qui del secondo arbitro Miciulla di Roma 2. Rimessa dal fondo per la Kame, proprio Pietrangelo che ricomincia da Ugherani. La pressione di Calderolli, palla sporcata, fuori Misael, dentro Coco Wellington, un mancino per un mancino.
tasso di esperienza però molto diverso tra i due. Ora serve il miglior Coco in questo momento della partita. Qui Ghi inciampa un po' sul pallone, di nuovo pressato da un grande Ugherani, diciamola tutta, perché giocatori italiani come lui ce ne sono pochi qui. Ghi, grande assist per Calderolli, a tu per tu con Pietrangelo che non perde la posizione, ci mette il corpo Pietrangelo e si salva la Kame. Sulla ripartenza viene ammonito Ghi. 2 minuti e 33, ammonito Ghi. Due minuti e 33 del secondo tempo, ammonito il pivot dell'Acqua e Sapone Guilherme Gaio Ghi per un fallo a metà campo sotto gli occhi dell'arbitro Brischetto di Acireale. Qui ancora Ghi che cerca di recuperare il pallone, non ci riesce, rimessa per la Kame. Ora Scarpitti lo fa riposare, torna sul campo Luca Jan, giocatore che può avere il colpo che cambia la partita. Luca Jan Battista, numero 99, vedremo se ci riuscirà. Intanto se ne sono andati i primi 3 minuti di questa ripresa. Proprio Luca Jan, palla profonda per Coco che l'aggancia, ma il campo è finito, c'è già Pietrangelo. Molto bella la parata di Pietrangelo prima su Calderolli. Calderolli non ha avuto molto spazio per calciare, è andato come un treno da meno di 1 metro forse. Ma Pietrangelo non ha perso la posizione, non è andato a terra, si è fatto trovare preparato. Qui Rafinha carica il destro, non trova la porta. 3 minuti e 19, torna in campo Murilo Ferreira, il capitano dell'Acqua e Sapone Unigros. Recupera subito un pallone prezioso, poi Calderolli, Coco di nuovo per Calderolli. Calderolli si aggiusta il pallone ma calcia addosso a Pietrangelo. Ora l'angolo per l'Acqua e Sapone Unigros, palla all'indietro per Murillo, ma la recupera la Kame. Grippi frena, rallenta, fa un po' il giocoliere, riesce nell'intento di mantenere il possesso. Poi Murillo tenta un pallonetto dalla propria metà campo su Fior, fuori Calderolli, dentro Fusari, l'ex della partita. Palla è proprio per lui, derby italiano sulla fascia destra con Ugherani, guadagna la rimessa laterale, possesso dell'Acqua e Sapone Unigros con Coco Wellington, di nuovo per Fusari, di nuovo la sfida tutta italiana con Ugherani, ma Fusari deve ricominciare da Murillo. Luca Jan contro Espindola, si gira Luca Jan, Espindola da terra, recupera il pallone, guadagna anche la rimessa per la Kame Dosson. Di nuovo Pietrangelo, lunghissimo con i piedi, cercava Giapa Vieira, trova le mani del collega Fior che recupera il pallone e riparte ora l'Acqua e Sapone con Murillo. E Spindola anticipa Luca Jan. E poi su Giapa di nuovo una bella parata di Fior con i piedi. Decisivi i break difensivi spesso di Espindola in anticipo. Qui Fior capisce tutto, fa ripartire Coco. Coco centralmente, va giù contro Espindola. È il primo fallo della Kame Dosson in questa ripresa dopo 4 minuti e 35 secondi. Coco fa vedere i segni dell'impatto all'arbitro. Il fallo è stato assegnato, è stato visto ampiamente da Micciulla di Roma 2. Si riparte con l'Acqua e Sapone Unigros in possesso palla, ancora Coco che in qualche modo se la porta davanti, ma la Kame si distende di nuovo sul parquet del Palarigo Piano, fa girare il pallone, ancora bene Ugherani, poi Giapa, Ugherani col sinistro.
5 minuti e 4 secondi di questo intervallo, dall'intervallo ad ora. 14:56 alla sirena conclusiva. Kame Dosson 3, Acqua e Sapone Unigros 1, nella super sfida della quarta di ritorno tra la prima in classifica e la terza della Serie A. Murillo, grande dribbling su Espindola, Murillo con la punta di sinistro, chiede una deviazione di Giapa Vieira ma non c'è stata per Micciulla. Si riparte col rinvio di Lorenzo Pietrangelo, poi Espindola di nuovo, ma c'è il tocco di Fiorre, angolo per la Kame. Giapa, morbido per Spindola, chiedono il fallo laterale i giocatori dell'Acqua e Sapone Unigros. Di nuovo un blackout per proteste che rischia di costare caro perché la palla arriva nel cuore dell'area. Era ben piazzato l'arbitro di Acireale, il primo arbitro della partita. Murillo all'indietro per Coco, Coco che si libera di un avversario, poi il pallone gli sfugge dal suo sinistro. Poteva essere una gran palla questa per l'Acqua e Sapone Unigros. Murillo ancora per Coco, Luca Ian, poi Luca Ian si mette in proprio. Non è una grande idea ed è il primo a rammaricarsene, come vedete, che chiede scusa ai compagni. 6 minuti già trascorsi, 14 alla fine del secondo tempo. C'è un cartellino giallo sulla panchina dell'Acqua e Sapone Unigros, è indirizzato al preparatore atletico, il prof Paolo Aiello. 6 minuti e 5 secondi. E 0,5 del secondo tempo. Bel sito, Murillo, Fusari capisce tutto ma c'è una spaccatura in campo tra i giocatori di Scarpitti, ne approfitta di nuovo la Kame, poi bel sito, male qui per Denner appena rientrato in campo. Ora Fusari si allunga il pallone, c'è Pietrangelo a fare buona guardia da quelle parti, nulla di fatto per la squadra di Fausto Scarpitti, il mister dell'Acqua e Sapone Unigros, che continua a muovere i giocatori dalla propria panchina al campo, ad alternare velocemente più uomini possibili per mantenere la tensione e la lucidità. Che mancano 13 minuti, probabilmente tra poco potrebbe esserci il bisogno di giocare anche col portiere di movimento per cercare il pareggio. Qui Murillo controlla il pallone, fa salire Fusari, Fusari di nuovo prova a saltare Grippi, guadagna una rimessa laterale. Poi Murillo, gran palla per Ghighi che suola proprio per Fusari, ma c'è Pietrangelo al limite dell'area che capisce tutto. Riparte la Kame, ancora Grippi qui con un destro in corsa. Ripartenza velocissima della Kame, si ribalta velocemente il fronte di gioco da un'area di rigore all'altra, tra due squadre che stanno giocando al 110% delle proprie possibilità, perché l'Acqua e Sapone ovviamente deve rimontare, ma anche la Kame non sta solo gestendo, sta giocando con la mentalità di chi vuole approfittare per chiudere la partita. Qui Murillo, bel sito, sporca questo pallone, si salva ancora con un intervento provvidenziale il capitano della Kame. Rafinha, Murillo,
Ghi difende questo pallone, poi ricomincia di nuovo da Rafinha, poi Fusari, pronto a tornare in campo Calderolli. Finora nella ripresa qui Ghi, la palla d'esterno per Rafinha. Non è una buonissima scelta Rafinha, era ancora indietro. Allora di nuovo in campo Calderolli. Pietrangelo lungo con i piedi, Fior bravo su Ugherani, poi ancora Fior, prima la allunga con la mano, poi la butta in tribuna. (12 minuti e 5 secondi alla fine del match). Ancora la Kame avanti per 3-1. Una partita che si sta giocando sul filo di ogni singolo episodio. Una tensione che si taglia a fette qui al Pala Rigopiano. Neanche fosse una finale. Qui Fior troppo lungo per Calderolli, che va a sbattere contro Belsito. Poi si riprende questo pallone Calderolli con grande grinta e in maniera pulita. Fusari, Rafinha, ancora Calderolli per Ghi. Ghi marcato stretto da Juanfran, poi si libera sul lato destro e si gira, calcia al volo col destro. Pietrangelo attento tra i pali. Poi il rinvio fuori misura di Pietrangelo, fuori Fusari, dentro Coco Wellington. Non si è ancora visto in campo nel secondo tempo Rodrigo Trentin. Aveva avuto un buon impatto sulla partita, guadagnando una punizione molto interessante e un fallo in attacco. Poi col passare dei minuti non si è più visto. Vedremo se Scarpitti lo utilizzerà nel finale arroventato che si sta preparando qui al Pala Rigopiano, quando mancano 11 minuti alla sirena di Acqua e Sapone Unigros Kame Dawson. Ancora Pietrangelo lunghissimo con i piedi. Ormai la Kame sembra ricorrere molto spesso a questa giocata, evidentemente anche per evitare di perdere palloni e far correre anche meno i propri giocatori. Qui Coco che si libera di un avversario, ma poi va a sbattere contro Juanfran. La Kame riparte, Giapa, Rafinha ci mette il corpo, guadagna la rimessa l'Acqua e Sapone Unigros. Duello tra i due giocatori del Real Rieti. Qui Rafinha, Ghi, Rafinha prova a cercare lo spazio libero per il destro, va giù. L'arbitro Micciulla gli chiede di alzarsi. Si asciuga il parquet nella zona in cui è scivolato Rafinha, ma senza subire fallo. Rientra Capitan Murillo. C'è comunque un calcio, una rimessa laterale, scusate, per l'Acqua e Sapone in zona d'attacco. Sul pallone è pronto Coco Wellington. Palla all'indietro, Ghi, il controllo di Ghi, si libera di Ugherani, prova a calciare, tutte strette le maglie della Kame, poi Ghi da 2 passi con Pietrangelo già a terra. Palla che esce di un niente, Ghi carica i compagni. Questa è stata una grande occasione per l'Acqua e Sapone Unigros. Palla fuori di poco, recupera il pallone Calderolli. Mancano 10 minuti. La Kame si difende bassa davanti a Pietrangelo ormai da un po' in questo secondo tempo. Sta provando a giocare principalmente di ripartenza sugli errori dei nerazzurri. Una tattica che ovviamente sul 3-1 è assolutamente legittima e anche ben studiata da Silvio Rocha. Acqua e Sapone Unigros tra l'altro non sembra in gran giornata nella finalizzazione del gioco.
9:48, non si vede ancora un movimento per quanto riguarda la possibile tattica del portiere del 5 contro 4, portiere di movimento da parte di Scarpitti. Vuole continuare a giocarla in questo modo, anche perché sta giocando praticamente da diversi minuti solo l'acqua e sapone, che però, come abbiamo detto, non riesce a concretizzare. E vedete che la Kame prova a rubare palle e a ripartire a più riprese, lo ha fatto sempre anche con pericolo. Qui Fior sul primo palo, buona la partita del portiere 2001. Vedete qui una palla sanguinosa persa da Capitan Murilo e Schiocchetti, che poteva segnare il quarto gol nella porta vuota, non ne approfitta la Kame. Se l'acqua e sapone mette un po' di frenesia nelle giocate, rischia sempre grosso. Nel primo tempo lo ha fatto, è uscita dal match per qualche minuto e la Kame con un cinismo incredibile ne ha approfittato. Qui Coco, la scucchiaiata per Murilo, guadagnano una rimessa i nerazzurri di Scarpitti. Ora sta giocando con il quartetto di movimento molto pesante a livello di nomi, di esperienza, il mister dell'Acqua e Sapone. Murillo, Coco Wellington, Luca Ian e Calderolli contro Giapa e Spindola, Juanfran e Schiocchet. Qui va giù Giapa, toccato da Calderolli. 11 minuti e 13, 11 e 13, ammonito Calderolli. Ammonito Calderolli per l'Acqua e Sapone Unigross. 11 minuti e 13 secondi del secondo tempo. È il secondo fallo per l'Acqua e Sapone, situazione falli più tranquilla rispetto al primo tempo. Qui l'Acqua e Sapone è arrivata al quinto fallo e la Kame al quarto. Mancano ancora 8 minuti e 45, ma sembra al momento meno frenetica la situazione sul parquet, anche per quanto riguarda il conteggio dei falli. Qui Murillo prova ad anticipare Vieira, va a raddoppiare anche Luca Ian, la palla è per Fior, ricomincia da Coco che è più vicino, gioca per uscire dal pressing anche dentro l'area. L'Acqua e Sapone concede una palla incredibile alla Kame. Vedete che Luca Ian sta difendendo contro due avversari, però riesce a far ripartire Calderolli, che va a saltare Schiocchet, non ci riesce, però c'è anche Pietrangelo e c'è un cartellino giallo per Denner della Kame, ammonito Denner dopo 11:45 del secondo tempo. Ammonito Denner per la Kame Dosson. 11:45 secondi della ripresa. Si pareggia quindi il conto dei cartellini, almeno per quanto riguarda i giocatori in campo. Sono Schiocchet e Denner per la Kame, Ghi e Calderolli per l'Acqua e Sapone. Nell'Acqua e Sapone è ammonito anche il preparatore atletico Paolo Aiello in panchina. Murillo, rincorsa sul sinistro, prova a calciare in porta Murillo di punta, non trova lo specchio. Molte conclusioni dell'Acqua e Sapone, tantissime, poche nello specchio della porta, e questo probabilmente è il film della serata. 8 minuti e 14, ancora Murillo contro Juanfran. Coco, qui è Spindola, fa fallo su Luca Ian, è il secondo fallo della Kame. Spindola esce, dice all'arbitro non l'ho toccato. L'arbitro era praticamente proprio davanti a loro, quindi avrà visto sicuramente bene, come in quasi tutte le occasioni della serata finora. Qui Coco al volo di sinistro, Juanfran lo ferma, poi la palla centrale per Luca Ian, Acqua e Sapone la recupera, tenta un tunnel su Grippi Murillo, c'è anche Fusari di nuovo in campo, poi Coco, ancora possesso della palla per l'Acqua e Sapone Unigross,
guadagna un'altra rimessa. Coco guadagna metri, Acquasapone si posiziona, accerchia l'area della Kame, che si difende molto bene ancora una volta con Grippi. Ancora un possesso nerazzurro. Lucayan chiama posizioni in campo per i compagni. Murillo è rimasto tutto solo lì dietro, cerca proprio lui Lucayan. Poi Murillo da ultimo tenta il dribbling su Grippi, rischioso, riesce anche se pericoloso. Poi Lucayan col sinistro. Con il joystick della propria PlayStation Lucayan aveva mirato all'incrocio dei pali. La palla toccata di un niente da Pietrangelo, molto attento. Poi ancora Lucayan che stavolta vuole strafare col destro, colpisce il soffitto del palazzetto. 7 minuti e 33. Kame Dosson 3, Acquasapone Unigross 1. 2-2 situazione falli. Scarpitti che continua a osservare i suoi che macinano gioco ma non riescono a concludere con precisione nella porta avversaria, non riescono ad accorciare, ma per il momento non si vede il portiere di movimento dell'Acquasapone Unigross. Qui chiede un fallo Fusari, non c'è, Juanfran si libera anche di Lucayan, calcia benissimo col destro, ragazzi. Fior ci mette ancora una volta le mani. Che serata per Alessandro Fior, portiere dell'Acquasapone Unigross classe 2001. Ancora qui su Belsito, poi il suo rinvio sbatte addosso a Murillo, rimessa per la Kame. 7-0-5 all'intervallo, chance per la Kame. Palla di Grippi all'indietro per Belsito. Il pressing dell'Acquasapone Unigross ancora con Fusari, Belsito la butta via. Chiama altri 2 cambi Silvio Rocha, sta facendo anche lui ruotare tutti con grande velocità per tenere botta fino alla fine e conquistarsi questo successo. Qui Coco, gran giocata poi per Lucayan che leggero nel cercare la porta, è un altro emblema della serata. Acquasapone Unigross che non sta attaccando e concludendo con la giusta cattiveria e precisione di qualche settimana fa. Qui Fior ancora contro Lucayan, Belsito che è altissimo, salta e lo anticipa. Ricomincia la manovra nerazzurra. Murillo per Fusari, Fusari si gira sul destro, va a terra. Non c'è fallo ma c'è probabilmente una deviazione, sì, quindi angolo per l'Acquasapone Unigross. Murillo Ferreira, il capitano, sarà lui a battere, lungo all'indietro per Lucayan, schiaccia il pallone Lucayan, però comunque trova un'altra battuta laterale in attacco. Poi Rafinha deve ripartire da Fior, non ha compagni vicino, si abbassa Fusari. Qui Murillo rischia qualcosa, per sua fortuna la palla è di nuovo in possesso dei nerazzurri. Fusari che scivola al limite dell'area, brivido. Ancora Rafinha e Lucayan che scambiano, poi lo scambio tra Rafinha e Murillo. Palla profonda di Lucayan per Rafinha che si ferma per un attimo, riparte quando è troppo tardi per raggiungere il pallone. 5 minuti e 49 alla sirena finale. Vedete, qui Fior che viene fuori dall'area di rigore a prendere questo pallone, poi si ritrova davanti Juanfran, allora la mette in fallo laterale. Un possesso un po' regalato questo alla Kame. Murillo chiede il cambio a Scarpitti, qui Grippi controlla il pallone contro Fusari, si accentra, va in raddoppio Murillo, la palla è di nuovo in angolo.
Va a batterlo Belsito all'indietro per Grippi che si coordina bene, ma c'è Luca Jan che sta facendo grandi cose anche nella fase difensiva questa sera. Gli manca precisione al tiro. Qui Murillo va giù contro Belsito, protesta tutta la panchina dell'Acqua e Sapone. C'è time out chiamato da Scarpitti. E anche fallo della Came, terzo fallo della Came Dosson, 5:22. Scarpitti chiama i suoi per il time out, piccola pausa. Suona la sirena, è terminato il time out chiamato da Fausto Scarpitti, mancano 5 minuti e 22 alla fine di Acqua e Sapone Unigros Came Dosson e l'Acqua e Sapone se la giocherà con Calderolli, portiere di movimento, maglia giallo-nera per il numero 9, il laterale di Concordia che oggi compie gli anni, 35esimo compleanno di Calderolli. Sarà lui a provare con la maglia del portiere di movimento la remontada. Riparte l'Acqua e Sapone Unigros, manovra il pallone Rafinha, Coco, Murillo, quindi con Calderolli che è un destro, vedete si è posizionato col piede invertito sul lato sinistro del campo. Ghi, Coco, sale il pressing della Came, riconquista il pallone l'Acqua e Sapone Unigros con calma. Si rischia tantissimo ovviamente a giocare in questo modo perché non c'è più il portiere tra i pali, ma sotto di 2 gol a 4 minuti e 45 dalla sirena finale Scarpitti deve tentare un po' il tutto per tutto. Coco, Murillo per Rafinha che entra, perde palla e poi Coco salva tutto. Arriva il tiro di Schiocchet nella porta vuota, rimessa dal fondo, esce Calderolli, torna Fior, chiedeva un angolo la Came. Qui come avete visto la dimostrazione pratica di quanto sia pericoloso ovviamente giocare col portiere di movimento. Ghi contro Pierangelo che esce di molto fuori dall'area ma con il tempo giusto sul pivot. Rimessa laterale in attacco, torna Calderolli in campo, esce Fior dalla porta. 4 minuti e 20 alla fine della partita. Came che difende con Grippi, Giapa, Schiocchet e Ugherani. Calderolli ancora all'indietro per Ghi. Lenta la circolazione di palla dell'Acqua e Sapone Unigros, favorisce ovviamente la pressione della Came. Qui Grippi recupera ma la mette in fallo laterale. Ora è Ghi, Murillo all'indietro per Rafinha, un altro pallone sporcato dalla Came. Ancora un possesso per la squadra di Scarpitti. Rafinha, Coco, Murillo e Coco che si libera di Grippi, va giù, c'è rimessa laterale per la Came. Ghi salva tutto nella porta vuota, era tornato solo adesso Fior. Pericolo a 3 minuti e 37 per l'Acqua e Sapone Unigros, non gira neanche con il portiere di movimento, almeno finora.
Qui la rimessa per la Came, Grippi, palla lunga, qui Fior capisce tutto, recupera il pallone, fa ripartire Coco, c'è di nuovo Grippi, poi il tiro di Espindola, palla fuori, riparte l'acqua e sapone Unigross, Fior lascia la porta, prende la pettorina e torna in campo Calderolli. 3 minuti e 15 alla sirena finale. Entra anche Luca Ian che sbaglia il passaggio su Coco. Siamo entrati negli ultimi 3 minuti con il possesso per la Came. Qui è Spindola. Murillo entra con un pizzico di ritardo, commette il terzo fallo dell'Acqua e Sapone Unigross. Di nuovo l'Acqua e Sapone Unigross, Coco, qui Grippi capisce tutto, fa ripartire la Came, poi si lascia un po' andare, l'arbitro non abbocca, Luca Ian, ma Juanfran contro Luca Ian, sembra lui la bestia, esulta infatti come se avesse segnato un gol, il 21enne spagnolo della Came. 2 minuti e 30, Murillo all'indietro per Rafinha, Coco. Si muovono poco i giocatori nerazzurri, si arrabbia il capitano Calderolli, controllo difficoltoso, Rafinha è molto lontano. Si riparte dal lato destro con i mancini Coco e Murillo, si difende senza scomporsi molto la Came. Cambio di lato, Murillo, Pietrangelo, Luca Ian calcia da una posizione praticamente contro natura per fare gol. Pietrangelo la devia, ma era praticamente impossibile fare gol con il portiere tra i pali da lì. 1,52, si avvicina sempre di più la sirena, l'Acqua e Sapone non riesce a trovare la giocata per vincere. Qui male Grippi su Murillo, commette il quarto fallo e si fa ammonire. e 15 del secondo tempo, ammonito Tiago Grippi, quarto fallo della Came. Rafinha, Coco, Luca Ian, palla alta, Murillo prova a schiacciare di testa ma molto difficile fare gol da lì. 1 minuto e 30 alla fine, buona difesa del pallone di Grippi, all'indietro per Schiocchet, alleggerisce, prende tempo la Came con grande autorità nella gestione del vantaggio. La squadra di Silvio Rocha ha letteralmente smesso di giocare per gestire la vittoria col trascorrere dei minuti nel secondo tempo, ma lo ha fatto senza mai sbandare, da grande squadra. Difendere bene è una prerogativa delle grandi squadre, ovviamente. Quella di Silvio Rocha lo sta facendo da big del futsal italiano. Luca Ian prova a girarsi su Schiocchet, c'è di nuovo la risposta di Pietrangelo. Ultimo minuto, le ultime chance dell'Acqua e Sapone Unigross. Coco, Calderolli con un po' di ritardo, poi Luca Ian col piatto trova la traversa, anche a dimostrazione di una serata poco fortunata anche nelle scelte finali dei giocatori dell'Acqua e Sapone Unigross e negli episodi. La palla buttata via da Grippi, non ne ha più la Came, ma il tempo
scorre ormai inesorabile, 50 secondi alla sirena conclusiva. Acquasapone Unicross con cuore e orgoglio cercare almeno il 2-3 finale contro il muro della Kame, che non perde neanche un granellino. Qui Calderolli, la girata, Pietrangelo sul primo palo, la chiude, un altro angolo. Calderolli all'indietro per Rafinha. Coco, Rafinha prova a sfondare centralmente, trova un'altra deviazione, stavolta di Schiocchet, altro angolo. Murillo all'indietro per Coco, ancora per Murillo e Spindola. Non lasciano un centimetro libero i giocatori della Kame. Poi Lucayan la schiaccia di nuovo. C'è stata una deviazione però. Calderolli. L'arbitro prende un attimo di tempo. Coco fa sedere un avversario. Lucayan sbaglia il controllo. Poi c'è Murillo, tenta una girata con la palla che non è ancora riscesa. Ultimi 17 secondi. L'Acquasapone Unicross sta per incassare la seconda sconfitta casalinga della stagione. La prima contro il Padova a dicembre, e evidentemente il Palarigopiano è fortunato anche per le squadre venete quest'anno, no? È una battuta, perché qui di fortuna c'è ben poco per quello che abbiamo visto. Silvio Rocha a 8 secondi dalla fine chiama anche il time out per far respirare i suoi. Si arrabbia Lucayan perché l'Acquasapone prende la scelta di Rocha come una presa in giro, un'offesa. A 8 secondi dalla fine il time out normalmente non ha senso con 2 gol di vantaggio, ma Coco Wellington dice ai suoi compagni di lasciar perdere. C'è poco ovviamente da discutere, la scelta rientra nel regolamento, è legittima, anche se mancasse un secondo. Silvio Rocha ha voluto fermare la partita, evidentemente non vuole neanche subire un altro gol. All'andata l'Acquasapone Unicross aveva perso, l'Acquasapone Unicross aveva vinto per 10-9 a Dosson, e la Kame si sta riprendendo i 3 punti dell'andata qui al Palarigopiano. Continua la discussione tra Silvio Rocha e Lucayan, che ovviamente anche ha un po' di frustrazione per quello che ha vissuto questa sera. È entrato Juan Fran con la maglia di portiere di movimento, poi riesce, torna Pietrangelo. Mancano 7 secondi. Massimo fair play tra i 2 allenatori, i giocatori sono più arrabbiati ovviamente. Poi Murillo trova il 2-3 sulla sirena a 19 minuti e 59. Il gol di Capitan Murillo, che purtroppo non cambierà le sorti di questa partita. 19 e 59, Murillo Ferreira, 2-3, e sarà anche il punteggio finale di questa partita. Ecco la sirena finale. Acquasapone Unicross 2, Kame Dosson 3. Vince la Kame. Si mette anche un po' male per l'Acquasapone Unicross nei confronti delle concorrenti, perché accorcia la squadra di Silvio Rocha sul primo posto, una chance per il Pesaro di avvicinarsi, e quindi avrà di che riflettere in queste settimane, 2 settimane di sosta, la squadra di Fausto Scarpitti. Dal Palarigopiano è tutto, buonasera agli amici di Rete 8 Sport e PMG Sport Futsal da Orlando D'Angelo.